Una buona serata amici sportivi e bentrovati con le telecamere della Wii Sport e con Andrea Stagni che quest'oggi si trova all'Aranciarella Stadium di Curcuraci per seguire il match valevole per la 12ª giornata del campionato delle allievi regionali Girone C, un match di recupero quindi che si doveva giocare 2 settimane fa e che non si è potuto per le avverse condizioni meteo. Lo Junior Club Curcuraci ospita i ragazzi dell'Orsa Pozzo di Gotto. In questo match di recupero di mercoledì i padroni di casa a quota 19 punti in classifica, frutto delle 6 vittorie, un solo pareggio e 5 sconfitte. Situazione di classifica tranquilla per i ragazzi di Mister Foti, non si può dire lo stesso per i ragazzi dell'Orsa Pozzo di Gotto, fanalino di coda della classifica con un solo punto conquistato, frutto del solo pareggio ottenuto, solo sconfitte per loro. Non di certo un brillante campionato fino ad oggi dei ragazzi dell'Orsa Pozzo di Gotto. Grazie all'uso delle nostre grafiche abbiamo visto gli 11 scelti dai due mister per scendere in campo quest'oggi a darsi battaglia, e allora aspettiamo solo il fischio iniziale del direttore di gara. Qui vediamo le due squadre al centrocampo per i classici saluti di rito, dopodiché si potrà partire con l'Orsa che batterà questo primo pallone di gioco. Attaccheranno da sinistra verso destra, risponderà lo Junior Club Curcuraci da destra verso sinistra, subito i padroni di casa che provano a rendersi pericolosi qui col Signorino che prova ad inventare sull'out di destra per Celona. L'idea era giusta, il numero 7 però si è fatto fermare in calcio d'angolo dagli sviluppi dello stesso, pallone ancora spizzicato da Celona che arriva sul destro di Foti, destro però che finisce alle stelle, ma prima occasione per il Curcuraci che dopo i primi minuti si fa subito vedere in avanti. Qui disimpegnato da parte dell'Orsa, riconquista il pallone ancora il Curcuraci che poi prova ad andare al tiro con Spirito Santo che però non riesce a dare la giusta forza al pallone che si spegne centrale tra le braccia di Barca. Dall'altro lato pure l'Orsa prova a rispondere con questi tentativi da fuori, anche in questo caso con il proprio numero 9 che era Calabro. Junior Club Curcuraci allora che torna in avanti qui direttamente da rimessa laterale, il pallone potrebbe favorire ancora Celona che però non riesce a indirizzare la stessa verso lo specchio di porta. E allora sciupano un'altra occasione i padroni di casa che continuano qui ad attaccare. Bello qui lo scambio tra Buscemi e Fanara che però viene pizzicato in fuorigioco, qualche dubbio come possiamo rivedere qui a rallenti. Ancora padroni di casa in avanti qui con Creazzo che scambia con un compagno, ancora Creazzo a botta sicura, clamoroso palo colpito dal numero 5 dello Junior Club Curcuraci che era andato a botta sicura col destro e solo il legno ha negato la gioia del gol del vantaggio allo Junior Club Curcuraci. L'Orsa allora prova a rispondere direttamente da calcio di punizione, il colpo di testa era stato di Bertino ma il direttore di gara aveva ravvisato anche un fallo in attacco. Ancora padroni di casa che si riversano in avanti, qui la posizione è regolare di Buscemi che poi però non ha la freddezza giusta per battere a rete. Cominciano a farsi tante le occasioni sprecate dai padroni di casa, dall'altro lato ci prova l'Orsa che non sta a guardare e qui sciupano anche loro una clamorosa occasione con questo pallone spedito in mezzo ancora all'indirizzo di Bertino che però spedisce alto. Abbiamo visto anche i tifosi qui dalle tribune assistere al match. Ancora Junior Club Curcuraci, il pallone ancora sul destro di Buscemi che lo prova, palla che sfiora la traversa e finisce alta di un nulla sulla porta protetta da Barca. Bel primo tempo qui con le due squadre che collezionano tante occasioni, di più i padroni di casa che qui ne hanno un'altra ancora con Fanara che però viene respinto da un grande intervento di Barca e poi la difesa può spazzare lontano. Curcuraci che non riesce nonostante i numerosi tentativi a trovare la via del gol sul finale di primo tempo. Un grande spavento qui direttamente da calcio di punizione, il colpo di testa che clamorosamente finisce alto e proprio su quest'ultima emozione il direttore di gara decide di fischiare 2 volte e di mandare le squadre a riposo. Una bella partita. Junior Club Curcuraci forse meritava qualcosa di più per le maggiori occasioni avute, il risultato però è ancora fermo sullo 0-0. Abbiamo visto i primi ragazzi riscaldarsi e poi le due squadre che riscendono in campo per la seconda frazione di gioco che ricomincia in questo momento. La prima occasione è ancora per i padroni di casa che qui da rimessa laterale affidano questo pallone a Signorino, poi la palla che finisce dentro dove c'è Foti che tutto solo in aria manda col destro al lato. Ancora una grandissima occasione sprecata dai padroni di casa che continuano però ad attaccare. Il pallone qui ancora dentro, spedito da Spirito Santo, lo raccoglie Celona che prova a controllarlo, si defila un po' il numero 7 che poi prova a puntare un avversario, lo supera, entra in aria Celona che poi prova a mettere questo pallone dentro ma Barca riesce ad allontanare il pericolo. L'Orsa però risponde dall'altro lato conquistando un calcio di punizione da zona molto pericolosa. Dovrà stare attento qui D'Amore, estremo difensore dei Curcuraci, perché la punizione è davvero pericolosa. Il sinistro e la palla che finisce in rete. Non ha potuto nulla il numero 1 dei padroni di casa su questo calcio di punizione.
E allora l'Orsa Pozzo di Gotto in questo secondo tempo passa in vantaggio. Dopo tutte le occasioni collezionate dai padroni di casa, il tabellino dice che 1-0 per gli ospiti. Il Curcuraci a testa bassa allora prova a riversarsi in avanti, ancora Spirito Santo che si ritrova il pallone lì, il suo destro è centrale, ancora una volta Barca può fare sua la sfera. Qui allora Mister Foti si gioca il primo cambio della gara, entrerà la macchia per far spazio a Fanara. E ancora padroni di casa che continuano ad attaccare, qui clamoroso il secondo legno colpito quest'oggi da loro. Anche sfortunati i ragazzi di Mister Foti, era stato Spirito Santo a liberarsi in aria e colpire una traversa clamorosa. Il Curcuraci continua però ad attaccare, qui direttamente da calcio di punizione il colpo di testa provato, palla che però finisce lontana dallo specchio della porta. Meriterebbero quantomeno il pareggio i ragazzi di Mister Foti che stanno continuando ad attaccare a testa bassa. Qui adesso batti e ribatti in aria, il pallone viene ancora raccolto da Spirito Santo che può andare, aveva tutto lo spazio per calciare in maniera diversa, lo fa con l'esterno, esce un tiro debole che Barca può bloccare. Dall'altro lato attenzione all'Orsa che conquista un altro calcio di punizione, questa volta con meno fortuna rispetto alla prima, la palla si spegne di molto alta sulla porta protetta da D'Amore e il Curcuraci può riversarsi un'altra volta in avanti. Qui la palla che in qualche modo finisce all'indietro all'indirizzo di Creazzo che prova col destro, pallone che fa la barba alla traversa, si spegne alta di un nulla. Ancora una volta un'occasione per il numero 5, il direttore di gara concede 3 minuti di recupero e proprio nell'ultimo di questo, da una rimessa laterale, pallone in mezzo all'indirizzo di Dama che trova il colpo vincente all'ultimo istante, allo scadere. Lo Junior Club Curcuraci conquista il pari, un pari che possiamo dirlo era meritato dopo tutte le occasioni collezionate dai ragazzi. Arriva però all'ultimo con un brivido e 1-1 il parziale all'Aranciarella Stadium quando non manca praticamente nulla al fischio finale. Abbiamo riapprezzato Dama che è riuscito a coordinarsi in aria e battere Barca. Arriverà infatti subito dopo il triplice fischio del direttore di gara che dice che può bastare così. Qualche protesta da parte del mister dell'Orsa, secondo lui tempo prolungato del direttore di gara, finisce 1-1. Lo Junior Club Curcuraci sale a quota 20 punti in classifica. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima!